Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova partita. La partita che vi propongo oggi è stata giocata in un torneo internazionale tra giovani promesse, quindi vuol dire torneo dove i migliori giocatori under 18 del mondo si scontrano tra loro. Con il bianco abbiamo Luzbeko e Abdusattarov dall'alto dei suoi 2600 punti, e con il nero la giovane e grande maestro Shuvalova Polina. La partita è iniziata così, quindi è 4-5. Un'altra premessa fondamentale è che i ragazzi stanno giocando un torneo con la cadenza rapid, quindi vuol dire un tempo a disposizione di 10 minuti più 5 secondi per ogni mossa eseguita. Quindi questa è una partita rapid giocata all'interno di questa competizione internazionale su internet che si chiama Gelfand Challenge. La partita è iniziata così, è 4-5. A questo punto cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, siamo nel pieno della famosissima apertura spagnola. Ci sono tanti modi per proseguire sia da bianco che da nero. Il nero qui ha deciso di giocare la mossa A6 e il bianco già fa una scelta un po' fuori dagli schemi, o meglio una scelta possibile ma non considerata la principale. La principale è senz'altro la ritirata dall'alfiere in A4, che poi alla lunga cercherà di manovrare su questa diagonale puntando lì contro F7, che è sempre l'obiettivo principale del bianco in questa apertura spagnola. Il bianco, quindi il giovane Uzbeko, ha giocato quindi alfiere per cavallo, variante di cambio della spagnola. La cattura col pedone D è obbligata, è dovuta, perché c'è da sapere che questo pedone, seppur possa sembrare in presa, possa sembrare non difeso, in realtà il bianco non può catturarlo, perché dopo la cattura seguirebbe donna D4 attaccando il cavallo, attaccando il pedone, e dopo la ritirata del cavallo semplicemente seguirà la cattura. Il bianco forse difenderà con la donna, che è chiaramente un'ottima alternativa rispetto a spostare il re, e dopo tutte le semplificazioni questa posizione tende all'essere pari. Però attenzione, perché il centro della scacchiera è totalmente libero da pedoni e quindi la presenza degli alfieri fa sì che si può affermare in questa posizione equilibrata il nero sta leggermente meglio, perché è in presenza della coppia degli alfieri con il centro della scacchiera totalmente libero. Quindi chiaramente è importante prendere col pedone D, perché c'è questa risorsa tattica in caso di cattura. Chiaramente la cattura di quel pedone è nell'aria, perché prima o poi, a seconda di come giocherà il nero, il bianco potrebbe anche cercare di catturarlo. Infatti in partita il bianco ha deciso subito di arroccare corto, e adesso sì che si sta minacciando la cattura. Quindi in caso di mossa qualsiasi come cavallo F6, il bianco tranquillamente cattura il pedone centrale, perché quella risorsa tattica con donna D4 purtroppo per il nero non funziona più. Cavallo torna indietro, attacco la donna che cattura il pedone, ma la mossa vincente del bianco è poi semplicemente l'inchiodatura con la torre in 1. Dunque, tornando molto indietro, effettivamente dopo arrocco corto da bianco stiamo minacciando quel pedone centrale. Donna F6 la mossa giocata in partita, e adesso non resta altro che cercare di aprire il gioco, cercare di creare delle semplificazioni centrali. Per quale motivo? Perché la posizione che si vuole cercare di ottenere potrebbe anche essere questa qui. Adesso ve la propongo, perché il bianco potrebbe anche catturare il D4 con la propria donna, e dopo queste semplificazioni potremmo fare la seguente affermazione. Il bianco ha un pedone in più sul lato di re, chiaramente vedete questo 4 contro 3, quindi la possibilità di creare un pedone libero, ma anche qui il nero, con la presenza della coppia degli alfieri, crea una posizione equilibrata in cui poi svolgerà un ruolo fondamentale questo pedone doppiato, quindi questo pedone C6 che andrà in avanti, conquista spazio, dà fastidio ai cavalli del bianco, e poi chiaramente sarà tutta da giocare. Questa struttura pedonale non è tanto diversa da quella del muro di Berlino, dalla variante berlinese della spagnola. In partita, dopo D4, che D4 è chiaramente una mossa molto offensiva, perché stiamo creando immediatamente un attacco al centro, l'idea potrebbe anche essere quella di portare l'alfiere in G5, mossa giocata in partita. Chiaramente la donna deve togliersi dal contatto, deve allontanarsi dal contatto con il pedone D4, e quindi è stata giocata donna G6. A questo punto il bianco prende una leggera iniziativa, perché donna per D4, per i più attenti vi siete già accorti che sta minacciando scacco matte in una mossa.
Ovviamente questo scaccomatto si può difendere, alfiere 6, la mossa giocata in partita effettivamente lo difende, e torre di 1 lo ripropone perché adesso si mi sta minacciando donna di 8, torre per D8 e la torre bianca da lontano anche lei andrà in D8 creando lo scaccomatto. Alfiere D6 chiude la colonna, cavallo D2 la mossa giocata in partita. F6 allontana l'alfiere che si ritira in H4 con l'idea futura di saltare in G3. Chiaramente questo alfiere in G3 si contrasta abbastanza bene con l'alfiere in D6. Il bianco diciamo che ha superato facilmente la fase dell'apertura. Il nero probabilmente dovrebbe fare una mossa come cavallo 7 per completare lo sviluppo, e l'idea del bianco non è altro che giocarsi questo pedone in più sul lato di re creando delle semplificazioni. Quindi alfiere G3 potrebbe essere una scelta possibile, semplificando l'alfiere nero dell'avversario per poi manovrare, magari portare un cavallo in C4 sostenendo la spinta in E5, e dopo tutte le semplificazioni, più semplificazioni faremo, più questa possibilità di creare il pedone libero sul lato di re sarà concreta. In realtà, e qui la premessa dovuta era quella che questa è una partita semilampo, quindi è una partita rapida dove il tempo può fare la differenza, e chiaramente il tempo e il voler giocare veloce spesso induce all'errore. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. In questa posizione il nero ha roccato lungo. Adesso vi chiederei di mettere in pausa il video e immaginare come il bianco possa proseguire. Non so se avete messo in pausa il video, comunque sia, qui il bianco semplicemente, dato che c'è uno spazio libero da occupare, posiziona la propria donna in A7, creando evidenti problemi, perché adesso la donna da 7 potrebbe saltare in A8, scacco, salta la difesa dei pezzi neri perché il pedone B7 poi sarà sotto attacco. Eliminato B7 cade a 6, di conseguenza C6 sarà anche lui stesso debole, ma in realtà si sta anche minacciando qualcosa in più, perché adesso il nero riconosce di star peggio, ha commesso un errore, questo ingresso in A7 è chiaramente molto rischioso e compromette la sua partita, quindi non resta altro da fare che giocare cavallo 7, provare a difendersi e sperare che l'avversario non sia preciso. Non è questo il caso, perché il giocatore uzbeko, quindi Abdulsattarov, e qui ha giocato in modo eccellente, in modo corretto, e ha giocato questa mossa che poi è l'inizio della sequenza risolutiva. Qual è l'idea? L'idea è che se io giocassi la cattura in E5, semplicemente da bianco cattura il cavallo, lui mi riprende, io catturo in E5, attacco la donna, ma cosa molto importante, sto togliendo la via di fuga all'avversario, quindi a seguire la donna va in A8 con scaccomatto del corridoio. E allora dopo i 5 non resta altro che fare qualcos'altro, quindi non si può catturare, o meglio, in partita si è catturati, cioè è stato catturato questo pedone, e alfiere per 7 già avrebbe vinto all'istante, ma il giovane uzbeko ha trovato un altro seguito ancora molto, molto bello, molto tagliente, molto tattico, che merita parecchia attenzione, che è questo qua, cavallo C4. Cavallo C4 ha esattamente l'idea di prima, perché se prima volevamo saltare in E5 per togliere la via di fuga al re avversario, adesso due cavalli che possono saltare in E5. Chiaramente questo cavallo in C4 non è difeso da nessuno, quindi io potrei anche immediatamente giocare alfiere per cavallo, ma l'idea tattica è esattamente la stessa di prima, solo che il controllore della casa di 7, via di fuga del re del nero, non sarà più il cavallo, che potrebbe essere eliminato, ma in questo caso sarà la torre, e quindi lo scaccomatto a seguire in A8 è nuovamente inevitabile. Dunque cavallo C4 è l'inizio di una soluzione nella sequenza vincente. Alfiere D5 cerca di chiudere la colonna D, ma il salto in E5 è inevitabile, quindi cavallo per E5 come prima sto attaccando la donna, ed in effetti la partita poi è andata così: alfiere per E5, donna A8 intermedia, e dopo re D7, cavallo per E5 ha fatto poi abbandonare la giocatrice con il nero. Torniamo indietro, perché chiaramente potrebbe sembrare molto spontanea questa cattura in E5, però occhio che poi il controgioco è lì nell'aria, e quando siamo proprio certi di vincere magari poi ci sfugge il mattinuno, e chiaramente questo potrebbe dispiacere.
E donna 8 scacco, re D7, dopo cavallo per E5 nuovamente scacco, le idee di attacco sono multiple. In caso di re 6 il bianco semplicemente continua così, il bianco cattura la donna, il nero non ha di meglio che fare questa cattura di donna, dopodiché il bianco può continuare in tanti modi. Nei peggiori dei casi potrebbe semplicemente catturare N7 con il proprio cavallo, restare con il pezzo in più, e chiaramente il pezzo in più iniziativa, più attacco, vorrebbe dire vincere dopo poche mosse. Altrimenti potrebbe catturare questa torre o chissà portare un terzo attaccante come questa torre che da E1 attacca il re, dietro il quale c'è un cavallo che non è abbastanza volte difeso. Ok, questa è stata una partita molto breve, una miniatura da parte del giocatore uzbeko contro la campionessa russa Shuvalova, e quindi ve la rimostro. Quindi la partita è iniziata così: E4, E5, cavallo F3, cavallo C6 e solfiere B5, A6 la mossa giocata. Alfiere per C6 siamo nel pieno della variante di cambio della spagnola, e dopo la cattura dell'alfiere dobbiamo sapere che prima o poi il bianco vuole catturare in E5, quindi arroco corto, donna F6, D4 sulla scacchiera, e dopo la cattura del pedone D4 è arrivata subito alfiere G5. In partita è stata giocata donna G6, chiaramente anche donna D6 potrebbe essere una possibilità, ma come vi dicevo prima il futuro piano che cerca di impostare il bianco in questo mediogioco è senz'altro quello di creare un pedone libero attraverso la spinta dei pedoni del lato di donna, quindi cavallo per D4 potrebbe essere una continuazione. Donna G6, torniamo alla partita. Donna per D4, occhio, sto minacciando matto in una mossa e non donna D8, e su alfiere 6 ripropongo esattamente la stessa minaccia. Torre D1 minaccio di nuovo lì il matto in D8 che può essere difesa in tanti modi. Il nero ha deciso di difenderlo con alfiere D6 e a questo punto non resta altro che sviluppare i propri pezzi. Alfiere G3, quindi questa triangolazione abbastanza tipica del bianco è l'idea appunto che cerca di giocare il giocatore uzbeko da bianco, ma la fretta e probabilmente il fatto di giocare un torneo rapido contro un giocatore molto più quotato da bianco ha giocato un brutto scherzo, perché dopo a rocco lungo la donna va in A7 e qui non resta altro che trovare qual è la più rapida sequenza vincente. Ce ne sono molte in realtà. E5 la mossa giocata in partita, cavallo C4, e anche questa mossa è stata quella della partita. Dopo alfiere D5 che chiude un po' il gioco, cavallo per E5, alfiere per E5, attenzione perché chiaramente questo cavallo non era possibile catturarlo per via del matto a seguire, e quindi donna 8 intermedia, re scappa, cavallo per E5, scacco re, e adesso dopo cavallo per G6 la partita, la posizione del bianco è assolutamente vinta. C'è da dire che dopo cavallo per E5 la giocatrice russa ha deciso di arrendersi. Spero che questa partita vi sia piaciuta, partita molto breve, ma come vedete ci sono tante idee di coordinazione in attacco, soprattutto quando il nostro avversario è rocca lungo ed effettivamente crea degli spazi dove cercare di portare la nostra regina in gioco. Come sempre questa partita, così come le altre, tutte nello studio Lichess. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!